Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Musica Indipendente. E diamo subito la linea a Francesco Caprini. Ciao Federico e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, ben ritrovati sulle onde di Radio Libertà. Oggi il programma di musica indipendente, siamo a venerdì 5 maggio, una mezz'oretta insieme per sentirci delle novità, ascoltare degli artisti che sono un po' in là con gli anni, ma hanno sempre delle cose importanti da raccontare. Comunque, è maggio 2023, il cielo è sempre più blu, siamo nella primavera inoltrata e tante belle aspettative si realizzano in quel di maggio, che viene considerato un po' il mese di mezzo dell'anno. La pace è ancora lontana e gli accordi latitano in una situazione surreale. Amiamo farci del male per mancanza di prospettive e per comunicazione. Oggi le notizie non le leggiamo, ce le facciamo trovare belle pronte per l'uso. Goodbye mondo, non sorriso un incanto, pace sempre. Questi sono i miei intro che amo raccontare, leggere quando faccio interventi anche pubblici, non solo per radio. Iniziamo oggi con un artista che in qualche modo è stato protagonista di un programma televisivo, di un format televisivo, si dice così adesso, di un format televisivo che nel tempo è diventato sempre più importante, più considerato nel mondo della musica. E parliamo di X Factor e del ruolo che ha come programma nella cultura contemporanea musicale italiana. Lui è Matteo Pelcucci e Matteo è stato proprio il primo vincitore di X Factor nel 2009, dove c'era come suo, diciamo così, rappresentante massimo Morgan di Vertigo. Matteo è un artista completo che ha saputo conquistare il pubblico quindi la sua partecipazione a X Factor. Oggi si ripresenta come a 50 anni, una persona più matura, più serena, che ha meno aspettative del passato, ma quelle poche che ha sono molto concrete, molto efficaci e soprattutto serene. Dopo un'esperienza negativa passata attraverso la vittoria di X Factor, oggi ritroviamo un artista che sa raccontarsi meglio. Come detto prima, è un artista completo e lavora spesso nei vari locali italiani, perché Matteo oggi è un cantautore, un performance, un vocal coach anche per alcuni programmi televisivi e si ripresenta a distanza di anni con questo brano che io trovo bello, carino, tra l'altro è anche in anteprima su Radio Libertà e il brano è Il cammino dell'amore e lui è Matteo Beccucci.
Bene, abbiamo sentito il brano di Matteo ed è un brano secondo me molto coinvolgente, emozionale, diretto, ed è proprio il segno della maturità a cui è arrivato l'artista dopo, dicevo, l'esperienza X Factor, un successo stratosferico molto forte ma anche molto ingombrante, che in qualche modo ha destabilizzato il personaggio, e per tantissimo tempo non abbiamo più avuto notizie della sua attività. In realtà ha cambiato atteggiamento, si è avvicinato alla musica con un piglio completamente diverso, più razionale e più professionale. Oggi ci ha fatto dono di questa canzone che trovo molto bella, che tra l'altro è proprio l'anteprima nazionale, e soprattutto a breve uscirà un suo EP con qualcosa di veramente interessante. Il tema di oggi sono le aspettative, l'ho detto prima, sono le cose che noi vogliamo fare, quindi il mese di mezzo dell'anno che è maggio ci porta a fare delle riflessioni. Sembra ieri, inizio dell'anno, e a breve l'anno è finito. Siamo nel mese di mezzo e quindi facciamo già alcune considerazioni e valutazioni nel nostro prima parte dell'anno che è trascorsa. E quindi queste aspettative, questi mondi ci fanno riflettere su tante cose, sull'amore, sulla pace, sul mondo del lavoro. E oggi diciamo che la cosa che più riflette il tema della nostra trasmissione è proprio l'amore. E quindi è veramente con piacere che gli presento Michele Serrani, che è un artista che arriva dalle Marche e ha scritto questo singolo delicatissimo che parla inevitabilmente della vita, dello scorrere della vita, della mancanza del tempo, ma anche e soprattutto dell'attesa del sogno che improvvisamente diventa vita e che diventa proprio la qualità che noi stiamo cercando. Il brano è La mia età, il singolo di Michele Serrani è stato pubblicato dall'etichetta Terzo Millennio Records ed è prodotto da Andrea May, che al grande pubblico, detto così, non dice nulla, ma Andrea May è stato per anni il tastierista dei Nomadi, e soprattutto in questo periodo, da un po' di anni a questa parte, è il collaboratore, se non l'autore preferito da Danilo, che è un artista molto conosciuto nell'underground, e che rappresenta forse uno degli ultimi artisti italiani, quello che viene un po' definito un po' il combat folk. Siamo sempre comunque nell'area, direi, underground. Benissimo, dopo questa disquisizione su Michele Serrani e su Andrea May, ascoltiamo la sua canzone che è La mia età.
Bene, abbiamo ascoltato il brano di Michele, adesso ritorniamo all'altro artista, sempre sul tema delle aspettative, dei sentimenti e tante altre belle cose. Il brano è Mi ricordo di te, già su Radio Libertà il brano viene trasmesso dal nostro grande Sammy Varin. E lui invece si chiama Ruggero Manazzi, è di Milano, è un cantautore raffinato, fa musica pop, attinge alle grandi scene culturali, cantautorali italiane di André Conte e Vecchioni, ma anche quelle internazionali tipo Tom Waits. Ha creato questo disco che però è molto eclettico, si muove su stili differenti, dalla bossa nova al jazz, al funk, al blues, al rock. La canzone che facciamo ascoltare noi è una struggente canzone d'amore, legata ai ricordi, legata alle vite vissute e quindi alla memoria. Il brano, ripeto, è cantato da Ruggero Varazzi e il titolo è Mi ricordo di te. Mi ricordo di te, Ruggero Varazzi. E dopo aver ascoltato Ruggero Manazzi, vi presento un altro artista dell'area milanese, però questo voi lo conoscete già perché anche lui passa
abbondantemente sulle onde di Radio Libertà e mi fa molto piacere proporlo anche oggi perché il tema appunto delle aspettative dell'amore è un tema importante, ma soprattutto raccontate da un signore, ascoltate bene, un signore che ha 92 anni. Ferrante Anguissola che vi propongo oggi con il suo brano dedicato all'amore nella sua forma più poetica, se volete, cioè attraverso la poesia, la canzone, e la canzone si chiama Sinfonia di mare, ha 92 anni e sta lavorando ancora su progetti che lo vedranno protagonista quest'estate nel campo musicale. Quindi è veramente un piacere e un onore poterlo presentare anche oggi qua da noi con questo brano che io trovo straordinario e anche molto profondo, come mi è stato detto dal nostro regista in studio, in riferimento agli artisti che sono passati precedentemente. Quindi, detto Ferrante di Sola, Sinfonia di mare, ascoltatelo attentamente. Ecco, siamo addirittura d'arrivo nel nostro breve incontro sulla musica indipendente. Abbiamo ascoltato Matteo Ricucci, Michele Serrani, Ruggero Marazzi e ora detto Ferrante Guisola. Vorrei chiudere proponendo un artista sardo. Lui si chiama Giacomo De Anna, è un chitarrista
valentissimo, preparatissimo, e che io ho incontrato durante la rassegna sulla disabilità che ho organizzato a Milano il 22, 21 e 22 gennaio al Circolo Culturale Bentivoglio, che è il circolo dell'Unione Ciechi Italiana. Giacomo De Anna è un non vedente, però è un artista veramente straordinario, sensibilissimo. E la canzone Come ti sentiresti merita proprio di essere ascoltata e merita maggiormente proprio su Radio Libertà. Ascoltatela e poi ci sentiamo per i saluti. Eccoci ai saluti, abbiamo ascoltato alcuni artisti importanti dell'underground nazionale e quindi non sono conosciutissimi, non sono sulle reti televisive, non sono nemmeno nei grandi network radiofonici. Allora, cosa fare per approfondire il discorso della musica indipendente e soprattutto di questi artisti? Segnatevi i loro nomi e fate la vostra ricerca su Spotify, su YouTube, perché meritano veramente un'attenzione particolare e poi soprattutto perché esercitate la mente ad ascoltare qualcosa di diverso e quindi di costruirle voi le notizie e non di subirle. Musica indipendente, un abbraccio a tutti quanti e ricordatevi sempre che la pace è la pace in ogni caso e sempre. Buona giornata e buona serata a tutti, nel caso voi ascoltate il programma in replica in orari diversi. Ciao a tutti, buona Avete ascoltato Musica Indipendente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Qui Parlamento. Iscritto a parlare il deputato Igor Iezzi, ne ha facoltà. Prego, onorevole. Grazie Presidente, rappresentanti del